Gentili signore e signori, buonasera o buongiorno per chi ci guarda la mattina, puntata speciale del nostro telegiornale dedicata a San Giuseppe. L'ora è scoccata, come dice qualcuno, e dalla splendida skyline, come potete vedere, un panorama degno del Friuli che conta, iniziamo questa puntata particolare del telegiornale dedicata alla festa, anzi alla fiesta di San Giuseppe in Badia. Andiamo a sentire le opinioni delle persone presenti quest'oggi. San Giuseppe 2015, siamo all'abbazia di Rosazzo, abbiamo Lucia che è la nostra fedele ascoltatrice, ecco, ogni mattina Canal Furlan informazioni. Ogni mattina, ecco. Sì, appena alzata io faccio colazione e vedo Canal Furlan. Bene, bene. La signora? E la signora non vedo niente, per dire la verità. La televisione. No, hai la televisione, ma non si vede di mattina nessun canale. Comunque ho visto Canal Furlan, mi piace la musica, ecco, che sei. Che piace? Musica, una musica, viu? Bene. Dio benissimo, dà allegria. E oggi in Badia? Oggi in Badia. Adesso andiamo a sentire un po' tutti, no? Allora, Anche Viviana. sentiamo Viviana, qua cosa dice? Dorme la mattina. La mattina però, insomma, il salam che è finito. No, se tu siete in cima. Sta scherzando, ma comunque vi dico che avessi mangiato bene, insomma. Certo, per tradizione, no? La tradizione, che cazzo? Certo, come Usdurs. formaggi, il salam. Come che fai gli odi con voi, insomma, no? Bene. Sentiamo anche il signore cosa dice, mi pare tutto bene. Ben. Bene, no? La entra, quindi... Tradizionalmente così è pos. Perché vanno due drente tal che a scuola. Comunque la tradizione dice che bisogna fare come la mirinda. Sì, la merenda così è solo a Tor, tal prato. Sì. Bene, allora, vediamo, hai bevuto? È buono o no? No, niente si fa, senti, l'ha sporchiato gli occhiali? Hai sporchiato gli occhiali? Tu sporchiato gli occhiali? Sembra sei la femmina che hai buonità, no? Hai capito? Ma il discorso è che comunque sei mangiato e bevuto bene, no? Sì. Solo detto pare. Chi sarai? Nere. Allora, cazzo motise? Non so di che ci cari, io. Si mangia e si beve? È buono. Contentissima, contentissima. È giornata? Sì, certo, vi mangiate bene. Mangiate bevuto, il dolce, ancia, miglior di così. Sì, Ecco, sentiamo Enzo se caldì. Alla pozza della di mangiare e bevi, che è buono. Qual è l'importante? Non si deve essere i vigili. Che non lo smetti in trenta, che ci siamo trasferiti adesso sotto il chiostro dell'abbazia di Rosazzo per sentire un po' i commenti a caldo. Siamo ancora all'orario giusto per sentire un po' come sta andando. Vediamo questa simpatica signora o signorina. Buonasera, sta andando molto bene. Divertendo? Ci stiamo divertendo tutti, finalmente una promozione all'abbazia e tutti i vini produttori della zona. Servono questi diciamo, appuntamenti per far conoscere meglio il territorio? Sì, meno male, finalmente sono arrivati anche gli appuntamenti importanti per la nostra zona che è stata un po' trascurata. Lasciamo al lavoro. Grazie. Nelle piene giornate lei si sta divertendo? Non è bielca, no? Una volta era più bielca, perché si era più giovane. Perché si sgambettava di più. E dopo sta giocare. Una volta si leva fuori là, no? E erano tutte le femmine e non avevano i barconi. Erano tutti con i cottoli. E allora si leva sempre il basso. Lei sapeva di farfalli. Confermi? Confermi? Confermi, sì, no? E fa sconto, avevano anche le botte di un e l'altro e portavi su in culina. Anche la botte. Altri tempi. Comunque salutiamo gli amici di Ossaria perché parlano con la andiamo a vedere l'altra parte. Ci siamo trasferiti adesso nell'area Nadalutti, ecco qua. Vedete che sono tutti, abbiamo Federica in dolce attesa. C'è in arrivo sul binario 1 un'altra persona, allora andiamo a sentire, tutto bene? Benissimo, io sono appena arrivata, ma mi pare che sta funzionando bene. Siamo contenti, dai, speriamo bene. Salam per mangiare. Certo, dopo la messa nessuno apete. Sentiamo Federica cosa dice. Cosa devo dirti? Siamo in arrivo? Siamo in arrivo, ci mancano 6 giorni. Sì. A colori, così dicono? Non si sa. Sto sorpresa. Per via di sé, allora, il taglio è buono? È buonissimo,
solo che vuoi se intervistai, no? Così qua. Ma non vi ho detto girante i voi le bellezze che gli ca. Perché? Ecco sì, ma è domande a noi. I voi e chiacchiare in di besoi, è un buon tai. È il salam che è poco in tatartinis, ma non interessa. Comunque fin come vuole bene, dai. L'utile al dilettante. Benissimo, benissimo. Signore, come stai? Non c'è male, abbiamo anche Montina quest'oggi presente, non poteva mancare. Guarda, dopo tanti anni non si può lasciare Santi Josef. La grande... Josef, so da Badia e voglio dire. So da Badia vuol dire incontrarci, mangiare una buona fetta di salame e bere un buon bicchiere di vino. Chi beve vino, un astemmio come me, un friulano nato male non beve, però ho portato due. Vale per tre? Sì, no. Valgono per tre? Come? Valgono per tre? Valgono per tre, sì, anche per quattro. No. Intenditore. Allora, visto che siamo sotto il chiostro, diciamo De Vinibus disputando me. Sì. Lasciamo al taglio. Eccolo qua, anche l'amico non poteva mancare. Buonasera, mi dica. Allora, qua non faccio il sondaggio, sentenziamo che sta là. Ma stasera vedo bene, no? Comunque la gente è contenta, è una bella manifestazione, bisogna ripetere più spesso secondo me, perché bisogna sfruttare, parola brutta, l'abbazia di Rosazzo, perché è una cosa magnifica, perché a Manzano non abbiamo nient'altro, è vero o non è vero? È vero, no? Cosa dice lei? Più che sufficiente. Va bene? Bene, mandi. Grazie, grazie. Allora abbiamo i salami in riga, anzi a zona, neanche Allegri contro il Borussia Dortmund è stato capace di schierare così la sua formazione. 3-0, ma noi qua si viaggia, altro che 3-0, qua si viaggia trigliceridi e tutto quello che si vuole. Robe buone. Salam fatte in tai dovus mus, no? Alla furlana come una volta, sal, peva, rai e vin. E stop. Se qualcuno là di lamentarsi, vedo che sono stato me li crodi, dunque è buon segno. E vengo subito e poi passare per cacos dentro di terzi in questi prodotti. Vedo che sta spazzolando bene, insomma. Sì, insomma, da ora in Cayenne, da ora dei besi che sono in commercio. Chi è la roba importante? Allora ti la segna agli grigli, spazza sapere che tu insomma di cura. Quando passi sto mangiando gli anni? Dopo. Ah, buon. Anche vendi sto dalla telecamera. Nell'area dei Colli Orientali, di cui fa parte la zona di Rosazzo, si erge l'antica abbazia, che la tradizione vuole sorta già nell'anno 800 ad opera dell'abate Alemanno. Dal bel vedere dell'abbazia si può ammirare il panorama collinare circostante, un insieme di boschi, vigneti ed uliveti, con piccoli agglomerati urbani. Secondo la tradizione, nell'anno 800 l'eremita Alemanno si insediò in questi luoghi e vi costruì un modesto oratorio, che divenne ben presto un monastero guidato dai monaci di Sant'Agostino. Nel 1070 fu inaugurata la chiesa e nel 1090 il monastero venne elevato a rango di abbazia, passando alla guida dei benedettini. Nel secolo XIII l'abbazia raggiunse il massimo del suo splendore. Danneggiata da incendi e guerre, fu trasformata in fortezza e poi distrutta da un incendio nel 1509. Solo 20 anni più tardi ebbe inizio la sua rinascita ad opera dell'abate Gilberti. Al suo interno custodisce splendidi affreschi di Francesco Torbido, seguace di Giorgione, e Battista dell'Angelo, detto il Moro. La chiesa abbaziale è in stile romanico ed è dedicata a San Pietro Paolo Apostolo. Dal chiostro cinquecentesco si accede alla sala del capitolo e da qui al belvedere, da cui si gode il panorama sulle colline circostanti. Signor Scubla, raccontiamo un po' la tradizione di San Giuseppe in abbazia. Allora, la festa ha un'origine molto antica perché l'abbazia era la sede estiva del patriarca, quindi come vedete anche nel chiostro sono indicate con gli stemmi i vari patriarchi nel corso della storia. E l'abbazia era sempre diventato un punto di riferimento per tutto il territorio. Cosa succedeva? Che durante l'estate c'era il vescovo, ma il giorno di San Giuseppe c'era il giorno in cui il vescovo normalmente veniva a fare le cresime qui in abbazia. Da quell'evento, cresima con il vescovo, dall'altra parte inizio della primavera, la gente ha cominciato a dire: per festeggiare questo santo bisogna andare in abbazia. E cosa si fa? Quello che sta succedendo in questo momento: fisarmonica,
un buon bicchiere di vino, una fetta di salame e poi il palo della cuccagna e tutte queste cose. Quindi è stata una festa con una valenza religiosa legata alla presenza del vescovo e poi anche una festa popolare, diciamolo, no? Perché possiamo dire un po' un'anticipazione di quello che è la festa da Patria dal Friuli. Non mi azzarderei a tanto. Al sacro al profano. Sì, ma perché dobbiamo tener conto che questo territorio comprende anche i comuni vicini oramai della diocesi di Gorizia e quindi con una parlata anche slovena, per cui non era una peculiarità friulana. Ecco, diciamo così, la festa del patriarca. È il patriarca d'Aquileia, dove friulani, sloveni, italiani e tutti erano ben accetti sui ronchi, ecco. Insomma, questo. Daghe de rosso, daghe de bianco. Sì, senz'altro. Siamo contenti anche quelli di là del Timavo. Ma perché deve essere un luogo di incontro questo. L'abbazia è stata per 1000 anni un'occasione di incontro, non a caso in questi anni attraverso la fondazione dell'abbazia siamo riusciti anche a rilanciare rapporti sia con l'Austria come con la Slovenia, perché inevitabilmente era un punto di riferimento per tutto il territorio, quindi non preclusione linguistica, culturale, ma luogo di apertura, luogo di trasmissione, ecco, questo sì.